Benvenuti, oggi è giovedì 15 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:01. La luna si leva alle 23:06 e cala alle 7:14. Oggi si celebra Sant'Isidoro. Il nome Isidoro deriva dal greco e significa dono di Iside, antica divinità egizia. Oggi, 15 maggio, si celebra la Giornata internazionale della famiglia, una data dedicata al riconoscimento dell'importanza delle famiglie come pilastri fondamentali della società. Questo evento globale mette in luce il valore delle famiglie in tutte le loro forme e diversità e sottolinea la necessità di politiche che supportino il loro benessere. Sono 40 le candeline per la tuffatrice Tania Cagnotto. Figlia d'arte, mamma e papà campioni nella stessa disciplina, è l'unica italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi, oltre ad essere la tuffatrice europea col maggior numero di podi in carriera. Giorgio Mastrota, popolare conduttore televisivo degli anni '80, festeggia oggi i suoi 61 anni. Dopo aver condotto il gioco Nati per vincere, è diventato il re delle televendite, con un breve intermezzo nel 1999 alla guida del programma Meteore. Flavio Montrucchio, attore e personaggio TV, compie oggi 50 anni. Dopo la vittoria al Grande Fratello nel 2001 ha debuttato nella soap 100 vetrine, diventando uno dei personaggi principali per 5 stagioni. Offrire cure mediche gratuite alle vittime della guerra e della povertà. Promuovere i valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Con questi obiettivi, il 15 maggio del 1994, il medico Gino Strada, assieme alla moglie Teresa e a un gruppo di amici e colleghi, ha fondato l'associazione umanitaria Emergency. La loro prima missione è stata in Ruanda e da allora Emergency ha continuato a salvare vite in tutto il mondo. Ma potrebbe esserci stata vita su Marte? Il rover Perseverance della NASA ha individuato un campione di roccia eccezionale su Marte. Potrebbe infatti contenere indizi della presenza, in passato, di forme di vita sul pianeta rosso. Questa roccia, ribattezzata a macchia di leopardo per via delle sue particolari venature scure, presenta una composizione chimica che ricorda quella delle rocce terrestri, modellate dall'azione di particolari microrganismi. Tuttavia, gli scienziati mantengono un cauto ottimismo, sottolineando che tali formazioni potrebbero essere il risultato di processi chimici e fisici non biologici da valutare, con analisi sicuramente più approfondite, possibili solo portando la roccia sulla Terra. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna si oppone a Giove, il conflitto è tra i desideri e le ambizioni. Vediamo come se la caveranno i 12. Ariete, la giornata di oggi è una giornata decisamente alle prese con tutta una serie di aspettative che nutrite, anche se la Luna e Giove non sono propriamente contro di voi, decisamente dovrete valutare bene se la situazione sentimentale che vivete è quella giusta o meno. Toro, la giornata di oggi è una giornata che vede i conflitti dei pianeti essere un po' più accesi. Farvi però riflettere sulla vostra realtà è il compito del Sole e di Urano, che vi faranno vedere tutti i cambiamenti che siete stati capaci di operare in quest'anno molto complicato e vi riterrete anche un po' soddisfatti. Intanto godetevi gli introiti e decidete cosa fare ambiziosamente delle vostre risorse. Gemelli, una giornata oggi che vi vede come uno dei due poli più importanti dello zodiaco, proprio perché voi ospitate Giove, la Luna in Sagittario, il vostro segno zodiacale, opposto a voi, un conflitto che assolutamente ribalta tutti quelli che sono i parametri del presente. Volete di più, volete un di più, quindi sarà la volta buona che supererete tutta una serie di ostacoli e non avrete voglia di aspettare i tempi altrui.
Cancro, una giornata oggi in cui la luna esige veramente molto, una luna molto ambiziosa, pretende l'attenzione del partner e anche qualche confronto che potrebbe essere a volte uno scontro, un po' di delicatezza non guasterà. Leone, è una giornata oggi che vede il Marte gongolare nei vostri gradi zodiacali, sia sentimentalmente con Venere e la Luna, ma anche ambiziosamente. Solo Mercurio ancora si ostina a essere contro di voi e a gestire la vostra capacità comunicativa in una maniera un po' più aggressiva del solito. Cercate di contenerla. Vergine. Oggi una configurazione zodiacale che vi fa proprio sperare nella sintesi di alcune faccende che aspettate. I tempi di attesa per tutta una serie di scadenze e di pagamenti sono in addirittura d'arrivo, quindi pazientate ancora un po' e vedrete che la vostra resistenza vi premierà non poco. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che vi avvantaggia con una luna che vuole ambire ad alzare un po' più il tiro, ad avere risposte più chiare, partecipazioni più dichiarate, più palesi, più manifeste, sostegni che vi dovranno fare sentire a vostro agio. Scorpione, una giornata oggi che vede sempre l'opposizione di un Mercurio che vi dà poco spazio, in più si ci mettono anche Plutone e Marte a complicare un po' la faccenda. Oggi dovrete tentare di farvi spiegare le cose che non capite. Cercate anche di consultare un commercialista o qualcuno che metta un po' di ordine nelle vostre carte. Sagittario, giornata molto particolare oggi perché seppure la Luna forma sempre un passionale ed intenso trigono con Marte, l'opposizione con il vostro pianeta Giove si fa sentire forte. Potreste sentirvi un po' in ritardo con i vostri tempi o con le vostre aspettative, ma positivamente sapete che siete addirittura d'arrivo per tutta una serie di progetti che stanno per vedere finalmente la luce. Capricorno, a proposito di progetti, voi non vi stancate mai ed in questo senso Saturno sta lavorando proprio per voi, tra l'altro entrando in conflitto proprio con Giove. Giove oggi vuole per voi Capricorno gettare le basi per degli accordi e degli investimenti molto ambiziosi da realizzare quest'estate. In bocca al lupo. Acquario, una giornata oggi che prevede una serie di stimoli positivi che arriveranno un po' a tutto campo. Mercurio però non è convinto di volere tradurre queste cose in una forma comunicativa o espressiva. Starete comunque a osservare e vedrete che troverete lo stile giusto per esprimere sentimenti e lavoro. Pesci, una giornata oggi molto intensa, visto che Saturno, che è ancora nei vostri gradi, quadra a Giove. Vi fa sentire un po' stanchi delle routine e delle solite cose. Desiderate un cambiamento molto forte, significativo, un cambio di rotta che vi dia il giusto ruolo. A Torino, all'alba del secondo conflitto mondiale, Mussolini è accolto da 50.000 operai, con l'imprenditore Giovanni Agnelli in prima fila. È il 15 maggio del 1939 e viene inaugurato a Torino lo stabilimento automobilistico di Fiat Mirafiori. L'azienda passa alla storia per i numeri straordinari dell'epoca e diventa presto uno dei simboli di quella che, nell'arco di tutto il Novecento, viene definita come la città industriale per eccellenza. Oggi scopriamo il significato dell'espressione "It's not my cup of tea", che letteralmente significa "non è la mia tazza di tè". Non siamo ad un tea party, ma questo modo di dire è comune per indicare che qualcosa non interessa o non fa al caso nostro. L'origine di questo modo di dire risale alla tradizione del tè delle 5, tipica della cultura britannica, of course. Ed in Italia qual è l'espressione che si avvicina di più? Si potrebbe utilizzare l'espressione "non è un mio problema", per indicare che qualcosa non è gradito. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo
Il matto del giorno è il compositore Glenn Gould. Quest'uomo era un vero genio della musica e nessun altro pianista riusciva a suonare come lui. Aveva delle abitudini un po' strane, come canticchiare durante le esibizioni e suonare seduto su un piccolo sgabello come se fosse un bambino. Questo comportamento gli valse molte critiche, ma Gould non si arrese, decise di ritirarsi dalle scene quando aveva appena 32 anni, per migliorare ancora di più. E ci riuscì davvero bene. La sua interpretazione del clavicembalo ben temperato di Bach fu scelta dalla NASA per essere inserita in un disco inviato nello spazio nel 1977. Ci salutiamo con la frase del giorno. La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. Anche l'appuntamento di oggi termina qui. Grazie per essere stati con noi. Per scoprire altre curiosità, modi di dire e informazioni dal mondo ci rivediamo domani con un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.